Buongiorno telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Linea Diretta. Arriva puntuale l'appuntamento con l'FNP CISL con questo inizio del mese, questo inizio della settimana. La puntata è dedicata a cercare di capire come mai i famosi 80 euro che il Premier Matteo Renzi sta mettendo nelle buste paga, quelle che arriveranno proprio ora a tantissimi contribuenti, però non sono stati assegnati anche ai pensionati, una categoria che ne avrebbe bisogno. Adesso anche attraverso un po' di numeri cercheremo di capire perché e quali sono i numeri dei nostri pensionati nel Veneto. Ne parliamo insieme ad Adolfo Berti, segretario generale FNP CISL. Buongiorno a tutti. Buongiorno Adolfo. E poi abbiamo Orazio Trambaioli. Buongiorno, Orazio, segretario aggiunto dell'FNP di Padova e di Rovigo. Quindi insomma questi sono i nostri ospiti. Vediamo un po' di capire, partiamo proprio da lei Adolfo. I pensionati che nel nostro Veneto avrebbero potuto accedere a questi 80 euro, questo bonus fiscale, sarebbero almeno il 75%, quindi sono davvero tantissimi, un numero enorme di anziani che non arrivano insomma ai 1000 euro al mese di pensione, quindi per loro questi 80 euro sarebbero stati una manna dal cielo. Questa esclusione è un'ingiustizia incredibile. Sì, noi la riteniamo un'ingiustizia perché obiettivamente questo determina una differenza fra il cittadino anziano e il cittadino attivo. Il cittadino anziano purtroppo da troppi anni sta subendo in maniera ormai inaccettabile una serie di le chiamo offensive, ma sicuramente sono degli attacchi che vengono fatti alle pensioni ormai dal 1992, dal momento in cui l'allora governo Amato ha deciso di tagliare la rivalutazione delle pensioni in relazione alla rivalutazione dei salari. Da allora le pensioni hanno perso circa il 35% del loro potere d'acquisto. A questo dobbiamo aggiungere poi una serie di altri interventi che sono avvenuti nel corso degli anni che hanno di fatto tolto in maniera drastica il potere d'acquisto alle pensioni. Purtroppo la previdenza in Italia è diventata quasi la cassa alla quale il governo fa ricorso quando c'è. Non solo questo, tutti i governi, per cui insomma credo che negli anni passati è successo un po' di tutto. La cosa che ci ha anche offeso in questi anni, che magari dopo la riprenderemo, è il fatto che per esempio non si riesce a capire perché per esempio nel momento in cui a parità di reddito il lavoratore dipendente ha una detrazione, il pensionato deve avere una detrazione inferiore, e questo è uno degli aspetti che non possiamo accettare, insomma. Allora, partiamo con il dire che in Veneto un cittadino su 4 è un pensionato, quindi stiamo parlando di tantissime persone. Poi diciamo anche che il 75% di questi pensionati ha un reddito inferiore, una pensione inferiore ai 24.000 euro lordi all'anno. Quindi questi sono un po' i dati con cui ci troviamo a confrontarci, perché poi i pensionati ovviamente hanno delle esigenze, spesso ne hanno anche più grandi di altri, visto che hanno bisogno ad esempio di un sostegno domiciliare, quindi ci sono delle spese che devono affrontare. Trambaioli, i pensionati stanno lanciando una campagna perché questo messaggio forte deve arrivare a Roma, deve arrivare a Renzi. Questa campagna si chiama Non siamo sereni. Allora io ho qui anche un volantino, ce la vuole un po' spiegare? Ecco, ce l'ha anche lei in mano. Non stiamo sereni, i pensionati parlano il linguaggio digitale del Premier Renzi, visto che Renzi la alzi pure le sue, che così le facciamo vedere. Eccola qua, non stiamo sereni, c'è un hashtag insomma con il linguaggio dei nuovi media, è una parola chiave per far capire che questo tipo di messaggio che vuole accomunare tutti i pensionati del nostro territorio deve arrivare a Roma. Che cosa è Non stiamo sereni? Beh, un messaggio forte che si vuol dare al Presidente del Consiglio rispetto alle loro pensioni dei pensionati che oltre ad avere una pensione molto bassa hanno fatto fronte a tante difficoltà che l'economia ha rappresentato e che hanno consumato tutti i loro risparmi per sostenere i figli e quindi in questo momento non fanno altro che guardare appunto a quello che è il reddito che hanno, che è la pensione, avendo consumato appunto i risparmi.
e come vanno le cose appunto sono preoccupati che anche la stessa pensione venga messa in discussione visto i tagli che ci sono. Purtroppo la gente si lamenta rispetto, soprattutto le persone che hanno la pensione minima, perché nel Polesine qui si parla di media del 75%, essendo una provincia che era prettamente agricola abbiamo quasi il 90% che ha la pensione minima. Quindi, di che pensioni stiamo parlando? Diamo un po' di numeri. Di pensione che si aggira sui 500 euro al mese. Ecco, abbiamo anche preparato degli schemi che fanno proprio vedere in Veneto qual è un po' la percentuale delle pensioni che arrivano ai nostri anziani, quindi siamo sui 500 euro al mese. Cosa si fa con 500 euro? Ecco, si fa poco, tenendo presente che è aumentato tutto, e quindi il problema è che devono anche sostenere i figli che hanno perso il lavoro, come dicevo hanno utilizzato tutti i risparmi della loro vita lavorativa e in questo momento con 500 euro non sono neanche in grado di chiudere appunto le tre prime settimane del mese e sono preoccupati perché non hanno avuto la rivalutazione e per quanto riguarda le pensioni minime, anche se hanno avuto qualche euro di rivalutazione, poi è stato tolto dalla fiscalità e quindi sicuramente guardano con attenzione quello che sta succedendo e sono molto preoccupati perché non si parla mai dei pensionati rispetto ai loro problemi. Quindi stupisce un po' che il Premier Matteo Renzi nel decreto Ora X con questo bonus fiscale non abbia pensato ai pensionati, abbia pensato soltanto ai lavoratori, come un po' se i pensionati sono soltanto una categoria che pesa sul PIL perché insomma sono soldi che escono dalle casse dello Stato per finanziare le pensioni, invece i pensionati hanno dato molto. Allora Adolfo, voi state preparando questa campagna forte in tutto il Veneto, d'accordo anche con le altre sigle sindacali. Che cosa bisognerà fare con questa cartolina? Che cosa chiedete ai pensionati del Veneto? Beh, i pensionati del Veneto credo siano consapevoli del fatto che oggi sono una categoria considerata, come dire, pressoché inutile, anzi direi un peso rispetto alla società veneta e questo è chiaro anche da quello che diceva il collega Orazio, che non è più sopportabile. Parliamoci chiaro, noi non possiamo più accettare che sul pensionato, e apro una parentesi, è bene che tutti si ricordino che questa società, che adesso è in crisi, ma che è stata e che è ancora per certi aspetti una società opulenta, una società ricca, non è che è caduta dal cielo, l'hanno costruita quelli che adesso sono anziani e che adesso però stanno perdendo o hanno una cittadinanza per certi aspetti sospesa. Per cui noi abbiamo deciso che bisogna in qualche maniera, fino adesso abbiamo portato pazienza, perché ci rendiamo conto, non è che noi non ce ne rendiamo conto della crisi che c'è, non è che noi non ci rendiamo conto della disoccupazione che dilaga, ma non è più possibile accettare che oltre alla disoccupazione e oltre alle famiglie in crisi ci siano anche i pensionati che, come diceva Orazio prima, sono un po', come dire, il sostegno di molte famiglie. Allora, rispetto a questo abbiamo deciso appunto questa campagna di raccolta di firme con le cartoline da inviare al Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio che ovviamente quando si è accorto che magari i pensionati erano rimasti fuori dalle sue intenzioni e soprattutto i pensionati incapienti, che sono la maggioranza degli incapienti, è chiaro che rispetto a questo ha tentato di riparare la cosa, promettendo che li prenderà in mano dopo. Esatto. Però noi abbiamo un'esperienza su queste cose. L'esperienza dei due tempi non ha mai funzionato. Cioè, quando tu fai una cosa, promettendo che magari poi ne fai un'altra, normalmente la seconda non arriva mai. È un po' quello che succede anche in economia, voglio dire. Quindi rispetto a questo noi siamo sospettosi che le promesse che lui ha fatto servono solo
a passare, tenervi buoni. Ecco, e anche a passare questo momento elettorale, per dircela tutta, insomma, ecco. Infatti siamo in una fase delicatissima. Allora, questa campagna delle cartoline è partita dal 15 di aprile, ancora non si è data un termine, però insomma si dovrebbe arrivare fino a metà, fine maggio. Ci sono delle cartoline che appunto sono queste, sono riconoscibili e sono distribuite in tantissimi punti nevralgici del Veneto, quindi fuori dagli ospedali. C'è stata una grossissima campagna con i banchetti nei mercati anche nel giorno del 1° di maggio. Sono ad oggi anche dei pensionati in piazza proprio per distribuire queste cartoline a cui verrà chiesto di apporre nome, cognome ed una firma, e l'obiettivo è quello di arrivare ai 2 milioni. Quando avremo questi 2 milioni di cartoline si arriverà dal Premier Renzi per far capire che è una cosa urgente, cioè che non possiamo più rimandare questa richiesta, perché con questi 80 euro in più, che poi si diceva non sono nemmeno più 80, che cosa ci farebbe un pensionato? Beh, farebbe tante cose. Sicuramente avrebbe meno preoccupazione arrivare alla fine del mese, perché con 500 euro fate un po' i conti cosa distribuiti giorno per giorno. Pensiamo quanti, solo che le bollette, appunto, sono le bollette che 250 arrivano, euro, no? appunto, è una cosa incredibile. E vi posso garantire che il problema non è recuperare i 2 milioni di lettere, perché quando le presentiamo ci dicono ma era ora, perché siamo stanchi oramai di subire le conseguenze di scelte che ricadono sempre sui pensionati. Noi abbiamo fatto la scelta di fare i banchetti anche per avere la possibilità di spiegare i motivi di questa lettera, perché come diceva Adolfo, la preoccupazione è che adesso ci siano promesse, e non a caso il Premier ha toccato i pensionati, ha parlato di pensionati più che toccarli per la prima volta, e quindi la cosa ci preoccupa. Abbiamo già una telefonata in linea, vediamo di capire se è una persona, un pensionato, qualcuno che è coinvolto direttamente con questa che potremmo chiamare un'ingiustizia. Pronto? Pronto, buongiorno. Intanto io sono Laura, parlo da Treviso, volevo complementarmi con la trasmissione perché trattate sempre argomenti molto molto interessanti. Grazie. Volevo porre questo quesito. Io sono una figlia, ho un papà che ha 90 anni, percepisce una pensione di circa 600 euro, purtroppo è vedovo da 15 anni e noi figli, io e mio fratello, dobbiamo ovviamente integrare la sua pensione e pagare una badante, perché lui non è autosufficiente, non è in grado, diciamo, da solo di vivere, e con questa minima pensione, ecco, io non, per carità, normalmente sono i genitori che aiutano i figli, in questo caso siamo noi figli. Volevo appunto così esporre questo problema invece. Portare il suo caso che sicuramente, grazie Laura, ha detto. Buongiorno, grazie. Grazie, grazie per questa testimonianza, perché in qualche modo è un po' l'esempio di quello che sta accadendo nel nostro Veneto, un Veneto che lavora, quindi ci sono famiglie che lavorano e non possono occuparsi magari di genitori che adesso non sono più autosufficienti, e in questo caso si rende necessario per esempio il pagare una badante, no? E allora questi soldi in più, ad esempio con Renzi si potrebbe anche cercare di capire perché l'assistenza domiciliare, quindi tutta la domiciliarietà, non viene finanziata in questo senso, Adolfo. È un tema che tu sei, perché grandi battaglie, no? Dovrei essere cattivo con Renzi, ma non solo con Renzi, anche con i suoi predecessori. Oggi in questo Paese non c'è nessuna tutela per l'anziano non autosufficiente che parta dal governo nazionale. Le regioni in qualche maniera si sono arrangiate, in qualche caso anche investendo molto, ma il governo nazionale non si è mai sentito di dare una tutela attraverso una legge di tutela della non autosufficienza ai propri cittadini. Siamo l'unico paese d'Europa che è in queste condizioni. Quindi, per dire che io, sentendo la signora, mi vengono in mente i 200.000 non autosufficienti del Veneto. Mettiamo che alcuni abbiano la possibilità di mantenersi, ma i 200.000 non autosufficienti sono quasi tutti in queste condizioni, con pensioni bassissime, perché certo, a quell'età sappiamo che vengono da una vita lavorativa diversa da quella di adesso, e quindi hanno una contribuzione bassa e pensioni basse, e purtroppo pesano sulle famiglie. C'è poi un altro aspetto della questione che io collego anche con la nostra raccolta di cartoline,
ed è il fatto che le pensioni basse determinano poi un'altra questione, che è quella che ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale chi ha un reddito di questo tipo non è più in grado di curarsi. Sì. Abbiamo ormai il dilagare di pensionati che ricorrono alla Caritas per mantenersi, abbiamo ormai, ma non solo per mantenersi, Emergency sta creando in Italia ambulatori per soccorrere chi non può pagare i ticket, e i pensionati sono quasi tutti di questo, per dirvi che insomma abbiamo uno qui a Marghera, qua dietro, qua vicinissimo, quello di Emergency che cura pensionati. Sì. Ecco, questa è un po' la situazione, per cui pensioni di questo tipo sulle quali si continua a taglieggiare ormai diventa inaccettabile, perché si trascinano dietro una serie di altre questioni. Ecco, Berti, lei ha spiegato, vedevamo anche una bella slide in sovraimpressione che ci dice che il 20% dei pensionati in Veneto ha una pensione che va dai 500 ai 700 euro, tenendo conto che almeno al mese, insomma, per mangiare e per bollette, solo le bollette saranno 200 euro, insomma, quindi pensate che in tutto il bonus fiscale, questi famosi 80 euro in più, che sembra, insomma, stanno diventando davvero una manna dal cielo per tantissime persone, avrebbero coinvolto 970.000 pensionati, e sono tantissimi. Allora io adesso vi faccio ascoltare le voci che abbiamo raccolto nelle piazze, perché poi è la voce della gente, no? che ci racconta, e sono le loro storie a parlare meglio di quanto potremmo fare noi. Abbiamo sottoposto a loro questa questione, questi 80 euro che a loro non verranno dati. Sentite insomma un po' che cosa ci hanno risposto. Allora prego la regia di mandare in onda il nostro servizio. Renzi, i famosi 80 euro che ha promesso ai lavoratori, però non arriveranno ai pensionati. È giusto secondo lei? No, non è giusto, soprattutto i pensionati hanno bisogno di essere aiutati per le difficoltà che devono sostenere nella vita di ogni giorno. Si fa una cosa alla volta, razionalmente. Quindi adesso hanno pensato a quei signori là, la prossima volta dicono, e speriamo che sia così, per pensionati e gli altri che sono ancora fuori. Dovremmo sostenerlo, anche se io posso non essere del PD. Ormai è l'unico che cerca di fare qualche cosa. Dai, via, bisogna sostenerlo a sto punto. Insomma, mi pare che finora si è comportato bene. No, non è giusto, però per il momento accontentiamoci di questo. Accontentarci. E per i pensionati, secondo lei, cosa bisognerebbe fare in questo momento? Dare 80 euro, ma se adesso non c'è disponibilità economica, succederà fra un po'. No, non è giusto, ma sono scelte che ha fatto di propaganda probabilmente. Prima avrebbe dovuto privilegiare chi ha poco o nulla, invece di chi ha già uno stipendio fisso. I pensionati non ce la fanno a vivere, quindi non sono discorsi di consumo, è questione di sopravvivenza prima. È andata così, giusto o no? Saranno queste le risorse, immagino, per cui penso che più che un problema di giustizia sia pragmatico, che forse non ci sono. No, io ritengo che non è giusto, cioè bisognerebbe darli anche a quelli, anche i pensionati che hanno, diciamo, un reddito molto basso, insomma, quindi, e d'altronde cosa vuol fare? Se hanno deciso così non c'è mica niente da fare. E lei mi dica perché allora deve essere da 6.000 fino a 26.000, non è giusto? E quelli sotto 6.000 niente quella. No, non è giusto. Non è giusto perché i lavoratori, i pensionati cosa hanno fatto? Niente. Hanno lavorato, ho lavorato dall'età di 8 anni e c'erano le bombe che venivano giù. Per le pensioni? Toglieranno ai pensionati ancora? Eccolo qua, la preoccupazione, diceva lei, sì. Orazio, che è significativa, è palpabile in questo momento. Abbiamo due telefonate in linea, in coda. Allora, innanzitutto prendiamo la prima. Pronto? Non ancora. Allora, quando arriverà lo squillo della telefonata potremo parlare con il nostro telespettatore. Annuiva lei, Orazio, sentendo la preoccupazione di sì, è quello che emerge quando discutiamo e chiediamo di sottoscrivere la lettera, la preoccupazione che si mette in discussione anche la pensione stessa. Non a caso i pensionati dicono va bene che
gli 80 euro, che poi adesso si parla di 50, 55 netti, e quindi il problema non è gli 84, è quello che arriva spendibile. Sono contenti perché i loro figli hanno delle difficoltà, però pensano, e si pensa appunto che anche i pensionati hanno un gran bisogno di avere un sostegno, e la preoccupazione più grande è quella che invece si inverta la rotta e si mette in discussione anche le stesse pensioni. Lei ha ben sottolineato la differenza tra netto e lordo. Io prima sono stata imprecisa, perché il 20% dei pensionati che hanno una pensione tra i 500 e i 750 euro è lorda. Quando si parla di cifre, si parla sempre di cifre lorde, sempre. Che non ha un senso, perché Non poi ha in senso. realtà quello che a noi arriva in tasca... Poi magari entriamo anche su questa questione per vedere delle differenze. Con gli altri paesi. Con gli altri paesi. Perché è la tassazione a cui noi siamo soggetti che ci rende i primi, no? Insomma, Ma non solo la tassazione in genere, ma la tassazione sulle pensioni. E visto che ho la parola, bisogna che capiamo una cosa, cioè l'Italia oggi è fra i paesi europei avanzati l'unico che tassa le pensioni come il lavoro, e in qualche caso anche sulle pensioni basse anche di più. Poi magari daremo anche dei dati. Poi daremo due dati, perché poi insomma, di queste tasse ai pensionati non ritorna nulla come servizi. Pronto? 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 Non capisco niente. Signora, ci porga pure la sua domanda, prego. Senta, mi vorrei informare che mi capo 500 euro al mese, neanche 1000 euro tra me e mio marito. Mio marito va 86 anni e mica ne ho 79. E mi dà il gadito in più, e so che con neanche 1000 euro che ho da pagare 450 euro che me ne dà in più. Come possiamo vivere che anche io come che mi tocca andare dal dottore, spendere schei e tutto quanto? Da dove ci chiama, signora? Avanti, dato che sento chi si fa via della pensione. Grazie signora, da dove ci chiama? Mi chiamo Nardin Lina e mio marito Budoio Umberto. Grazie mille. Adolfo, chiedono dei soldi in più, che è la famosa questione, no, di quei soldi di pensione dati in più che adesso poi il governo chiede indietro. Sì, l'INPS chiede indietro questi soldi, ma noi su questo abbiamo iniziato battaglie incredibili, quasi sempre perse. Perché? Perché l'INPS purtroppo su questo, il recupero che fa sulle pensioni, sugli errori fatti dall'INPS poi tra l'altro, non fatti chissà da chi, e quindi nel recuperare queste risorse mettono, e qui abbiamo un esempio abbastanza eclatante, la gente in una situazione insostenibile, perché con 500 euro lordi al mese non si va da nessuna parte, soprattutto a quell'età, magari vivendo anche da soli, magari c'è gente che non ha supporti di nessun tipo, cioè è intollerabile questa cosa, è intollerabile. Ma lei pensi per esempio che in Veneto abbiamo 350.000 persone, 350, che sono al di sotto, che sono incapienti sostanzialmente, che sono al di sotto degli 8.000 euro. Siccome questi non pagano tasse, perché la quota esente è al di sotto dei 7.500 per i pensionati e degli 8.000 per i lavoratori attivi, e qui c'è l'ingiustizia che dicevo prima, questi non avranno nessun beneficio. 8.000 euro all'anno lordi sono 500 euro al mese lordi. E quindi rispetto a questo non è tollerabile che almeno questi... Diceva prima uno dei pensionati intervistato che si doveva prima partire da chi aveva più bisogno, perché al di là di tutto, voglio dire, capisco tutto, ma un pensionato che non riesce con queste pensioni ad arrivare alla fine del mese, ecco, gli 80 euro li avrebbe spesi in qualche maniera. Sicuramente non li avrebbe risparmiati, insomma, esattamente, dire, non c'è da metter via. Non ha alternative, ma lei pensi, 350.000 persone in Veneto, nella situazione in cui noi ci troviamo anche dal punto di vista sociosanitario dell'assistenza, perché poi sentiamo queste interviste della nostra classe dirigente veneta con dei trionfalismi rispetto a come funziona l'assistenza. Abbiamo l'esempio di questi nostri anziani che ci dicono
come stanno sostanzialmente. Com'è possibile non essere riusciti ancora ad avere un confronto reale e serio, visto che queste sono le urgenze con il Premier, che peraltro in Veneto è già venuto un paio di volte? Cioè c'è un po' questo, si sta un po' smarcando dalla questione, sembra, no, il Premier? Ma la lettura che do io è questa: il Premier si è reso conto che lui non ha alternative oggi, il Paese è stato ridotto in una situazione tale per cui lui è l'unica speranza, però il comportarsi come si sta comportando, il dire che non ha bisogno delle forze sociali, il dire che i corpi intermedi non servono, vuol dire distruggere la democrazia, perché i corpi intermedi di una società sono il sale della democrazia, sono la partecipazione alla vita democratica. E decisamente vi sentite inascoltati. Poi esattamente, quindi... Prendiamo un'altra telefonata, la terza in linea, pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Volevo far presente una cosa riguardo gli 80 euro. Dunque, mio marito ha 77 anni, ha una neuropatia, una malattia che praticamente colpisce i nervi delle gambe perché si impermeabilizza la membrana che li ricopre e non arriva sangue e loro perdono insomma la sensibilità e tutto per spiegare cosa. Quando io ho visto quella signora che è andata al supermercato perché ha preso una spesa che non so come, volevo dirle a quella signora che mio marito, per la malattia di mio marito non ci sono cure e noi dobbiamo pagarle tutte e 2 scatole di Neurontin fanno 80 euro. 2 confezioni per curare questa malattia, sono 5 anni che andiamo avanti e non ci sono cure. Dunque 28 anni muratore, poi ha dovuto cambiare perché cominciavano a sentire i sintomi della malattia e praticamente ha fatto 44 anni di contributi lavoro. Ecco, io volevo dirglielo anche ai signori, che glielo dicessero a quella signora, che con 80 euro non si pagano neanche 2 scatole di certe malattie che sono ancora tipo Teleton, che cercano, fanno non ci sono cure per questa malattia e ogni persona, che non so io come facciano quelli che si devono pagare tutto, che noi praticamente mio marito deve pagare 80 euro solo di Neurontin se si vuole scrivere questa medicina. Grazie signora, io la blocco, grazie per la sua testimonianza. Cosa possiamo dire a questa nostra telespettatrice che dice io questi farmaci li devo pagare e tra l'altro sarà sempre destinata a pagarli perché è una malattia che diceva non ha cura? Che cosa si può dire? Beh, intanto diciamo che non siamo contro i giovani, perché qui non vorrei che si dasse una lettura sbagliata rispetto agli 80 euro ai giovani e via. Noi siamo perché appunto il lavoro sia pagato. Riteniamo che una fascia di anziani che hanno una pensione molto bassa e che hanno poi problemi di malattie che sono degenerativi e che costose rispetto ai farmaci, diventa difficile pensare. Ecco, questi dovrebbero essere... la signora di avere un'esenzione, un finanziamento, che cosa, cioè in pratica, che aiuto possiamo dare alla signora? Perché insomma, avere una malattia così in casa e non poter... Adesso non vorrei fare un azzardo, ma credo che questa, anche dalla mia esperienza, sia una malattia che ha la possibilità di esenzione dal ticket dal punto di vista della patologia. Esatto. Tutto da vedere
ovviamente. Mandiamo in onda i contatti del FNP CISL in modo che anche la signora possa segnarsi un numero di telefono a cui magari poter chiedere anche questo, perché molte volte le persone si ritrovano a dover affrontare una situazione non sapendo che forse ci sono si rivolgono ai nostri sportelli. Noi abbiamo in tutti i comuni quasi i nostri rappresentanti che fanno 2 recapiti alla settimana, che sono nelle condizioni di dare indicazioni a chi rivolgersi, dove andare, qual è il percorso da intraprendere e così via. Quindi si rivolgono ai nostri sportelli. Allora 041 533 0819, numero di telefono, fate una telefonata, magari insomma vi possono dare una mano anche per capire se esistono delle esenzioni delle quali non siete a conoscenza, e questo potrebbe già essere un buon passo, oltre ovviamente a cercare questi banchetti dei pensionati nel Veneto per andare a firmare la vostra cartolina. Mettete la vostra firma su questa cartolina per far sentire la vostra voce. Questa è un'iniziativa Non Siamo Sereni che permette ad ogni pensionato di poter far sentire la propria voce e quindi in qualche modo anche non sentirsi solo in questa battaglia, no Adolfo? Sì, io però prima di chiudere volevo tornare sulla questione del nostro rapporto con l'Europa, perché ormai diventa, cioè io capisco che Renzi ha problemi economici sicuramente, ma siccome l'Europa è il nostro parametro di riferimento, io vorrei che Renzi si rendesse conto che in Europa le pensioni fino a una volta al mese al minimo, noi paghiamo, i nostri pagano il 10%, il minimo è di 6.600 euro all'anno, i nostri pagano 10 euro, il 10% la Germania, l'Inghilterra, la Francia e la Spagna pagano 0 euro, quindi non pagano tasse. Per quel che riguarda invece le 3 volte il minimo, che sono i 1.500 euro lordi al mese, l'italiano paga 4.000 euro di tasse, che sono il 20 e rotti per cento. La Germania paga 35 euro, 4.000 contro 35. E poi ci domandano perché sono così avanti, avete capito? La Francia, noi 4.000, la Francia 1.000 euro paga il pensionato. Siamo quelli più alti. In Inghilterra siamo a 1.500, ma sempre rapportato ai 4.000 che paghiamo noi è molto basso. La Spagna paga sì, la Spagna è un paese che ha più o meno le nostre condizioni. In Spagna il pensionato paga 2.000 euro, un pensionato con 1.500 euro al mese paga 2.000 euro all'anno di tasse, noi 4.000. Ecco, quei 4.000 potrebbero tranquillamente essere i soldi di tutte le bollette di tutto l'anno, no? Per un pensionato, anzi, molto di più, bollette più varie ed eventuali cure mediche. Potrebbero essere appunto i soldi da riconoscere non in busta paga, ma con meno tassazione appunto e recuperarli attraverso questo. E noi è quello che queste cifre non me le sono inventate, questa è una ricerca fatta dalla Confcommercio, quindi recentemente. Quindi è tutto nero su bianco. Siamo così indietro dunque, no? Lo chiamano stato del welfare, ma di welfare c'è davvero poco, se paghiamo così tanto, se i pensionati devono pagare così tanto. Allora, siamo quasi in chiusura. Orazio Trambaioli, segretario generale aggiunto FNP Padova Rovigo. Il messaggio ai pensionati: non siamo sereni, 2.000 cartoline, c'è una battaglia che può essere vinta, 2 milioni di cartoline, mi perdono. Noi non abbiamo problemi, siamo convinti, siamo sicuri di vincerlo, il problema è fargli capire che devono aver fiducia nel sindacato, perché altrimenti da soli non si recupera niente e non si fa niente. State certi che ci muoveremo, perché le ingiustizie fatte fino ad oggi nei confronti dei pensionati devono finire, a partire dalla tassazione. Adolfo parlava dei 7.500 euro di esenzione per i pensionati e 8.000 per gli attivi, è un'ingiustizia grandissima e da qui dobbiamo partire. Adolfo Berti, segretario generale FNP CISL, con questi 2 milioni di cartoline Matteo Renzi non può rimanere indifferente, cioè non può continuare a far slittare l'incontro con... Ma noi lo speriamo, anche se guardando come si sta muovendo abbiamo l'impressione che sia insensibile ai bisogni veri della gente.
Io capisco che c'è l'economia da risanare, che bisogna rilanciare i consumi, però per rilanciare i consumi i 17 milioni di pensionati, se avessero un minimo di ossigeno, in qualche maniera i consumi li farebbero più loro che magari la classe media più alta, che in qualche maniera magari risparmia più che spendere. Si mettono via i soldi, certo. Perché e quindi voglio dire, i pensionati saranno costretti a spendere. I nostri pensionati oggi, come diceva Orazio, non arrivano alla fine del mese, ma soprattutto frequentano le Caritas e vanno nei mercati rionali a prendersi le verdure scartate. Siamo a questo livello, voglio dire, e quindi diamo un po' di ossigeno a questa gente che ha costruito questo paese. Grazie Adolfo Berti e Orazio Trambaioli per questa puntata di Linea Diretta in cui vi abbiamo dato un po' di dati, ma soprattutto vi abbiamo annunciato di questa campagna Non siamo sereni, per cui le cartoline ci sono in tutto il Veneto per poterle firmare e per riuscire a dare un messaggio forte a questo governo affinché sia davvero accanto ai pensionati, ma nella realtà insomma anche attraverso una retribuzione più consona alle loro esigenze. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie, buongiorno. A voi telespettatori, Linea Diretta torna domani, arrivederci.